presentazione ufficiale del Montorio FC per la stagione 2023-2024 nel campionato eccellenza del Veneto. L'iniziativa si è svolta presso la tenuta Montenigo della famiglia Roncari Gottardi ed è stata brillantemente condotta da Andrea Chiecchi e dal direttore di Telearena Mario Puliero. La kermesse ha potuto contare sulla numerosa partecipazione di amici, tifosi, di figure istituzionali. Dall'ospite d'eccezione Mister Alberto Malesani, di tutte le componenti tecniche, organizzative, dei collaboratori e degli sponsor del Montorio. Presenti anche i calciatori che faranno parte della nuova rosa a disposizione di Mister Cherubin, e anche se non tutti presenti, i giocatori sono stati accolti con entusiasmo dai partecipanti alla festa. E la rosa sarà così composta: portieri Matteo Rabar e Marco Tebaldi, difensori Leonardo Meneghelli, Fabio Giacomi, Michele Zocca, Luca Brighente, Corrado Campobello, Dante Dal Sasso, Tommaso Toffali, Marco Nizzetto e Alessandro Zanolini. Centrocampisti Luca Menini, Edoardo Cecco, Giovanni Antolini, Luca Lavagnoli, Mattia Ambrosi, Tommaso Cailotto, Elia Moretti e Luca Dosso. Attaccanti Nicolò Zanetti, Samuel Pala, Alberto Fiumicetti e Michele Vesentini. Chiude la serata il presidente Peroni, che ha tirato le conclusioni per la nuova stagione. Ed ora le interviste. Consigliere, innanzitutto benvenuta qui alla tenuta Montenigo. Potrebbero cambiare le regole, però la passione per il calcio come quella che si vede stasera a Montorio è sempre la stessa. Buonasera, è sempre la stessa. Stasera siamo in una location bellissima, in mezzo alla natura, in mezzo al verde, che richiama il verde del campo, e quindi non vediamo l'ora di ricominciare. La stagione è partita, le iscrizioni, diciamo, per i dilettanti si sono chiuse e posso anticipare, sono i dati che abbiamo, che non ci sono stati problemi grossi dovuti alla riforma che quest'anno è arrivata nello sport dilettantistico, dico io a gambe tese, e comunque le nostre società hanno dimostrato, come sempre, dopo anni di crisi dovute per altre ragioni, all'epidemia, alle crisi energetiche, di avere la forza sociale attraverso i propri operatori e tesserati di far fronte anche a queste nuove regole. Noi come federazione stiamo cercando di aiutarli in tutte le maniere, soprattutto nella comprensione di quelle che sono le nuove regole, che sono ancora un po' in movimento. Per fortuna speriamo che arrivino anche dei correttivi importanti per permettere appunto alle società di non snaturare quello che è la natura del volontario sportivo e dei dilettante, insomma, che è la forza, è il motore, diciamo, di tutte le attività che noi seguiamo. E il Montorio, siamo qui stasera a dare il via all'attività del Montorio, è una realtà molto importante per la città di Verona, e se posso dire, io apprezzo molto che si distingua anche per le attività sociali che fa. È ormai famosa la maglietta, loro non hanno solo sulla maglietta lo sponsor, hanno le 2 scarpette rosse, che è segno alla lotta alla violenza sulle donne, e poi fanno anche altre attività anche in paesi meno fortunati, e quindi è un valore aggiunto, diciamo, di questa società. Tra l'altro il settore dilettantistico è quello che dovrebbe essere il serbatoio per i professionisti. Lei come respira questo stato di cose? Sì, diciamo il serbatoio relativamente, nel senso che è come 1 su 100 ce la fa magari, insomma. Diciamo che però sì, e vediamo anche che adesso soprattutto nell'interregionale, ma anche nei professionisti, stanno arrivando giocatori dall'eccellenza. Cito un'altra società di Verona che è la Virtus Verona, ha in proprio organico giocatori che arrivano dall'eccellenza della Serie D, e questo fa molto piacere. Vuol dire che le nostre società lavorano bene con i settori giovanili e lavorano bene con le prime squadre. E quindi è uno sprone per i giocatori dilettanti, sicuramente
il pensare, il sognare di poter avere un futuro anche nei professionisti. Però ecco, è importantissimo anche tutto il bacino di giocatori, di ragazzi che possono fare, ragazzi e ragazze, perché insomma adesso abbiamo anche il calcio femminile che a Verona nel Veneto è importante, ecco, per poter fare sport e dedicarsi alla passione. Buonasera, benvenuto a Montenigo. Buonasera. Buonasera. Salve. Una nuova stagione sta per partire, quale emozione scaturisce dentro il tuo animo? Beh, la mia emozione è quella di un bambino, cioè veramente come cominciasse da capo. Sono veramente contento e speriamo di cominciare in fretta, perché veramente la passione e la voglia di vedere di nuovo questo Montorio all'opera. Dopo tanti anni, quest'anno c'è qualche novità, che cosa puoi raccontarci? Ma ci sono parecchie novità, abbiamo fatto parecchi cambi, abbiamo rinnovato, abbiamo ringiovanito un po' la squadra e poi magari anche il nostro direttore sportivo Menini dirà veramente che abbiamo preso, ma abbiamo fatto veramente dei bei passi da gigante. C'è una struttura che è un fiore all'occhiello ormai per la città e per la provincia, anche per la regione. State gestendo nella maniera giusta anche questo sforzo economico che viene fatto dalla società? Sì, la società secondo me ha un grande obiettivo di migliorarsi sempre, e io spero che anche noi, i giocatori che abbiamo preso, lo staff e tutti abbiano questo obiettivo, che è quello di vincere. Buonasera signore, benvenuto a Montenigo. Buonasera agli sportivi Doc. Buonasera. Benvenuti a Montenigo. Nuova stagione, nuovi obiettivi e si parte da un passato che dà grande soddisfazione e grande interesse per capire cosa succederà in futuro. Sì. Allora, è stata un'annata quella passata decisamente difficile, ma siamo riusciti comunque a portare a termine la stagione con un buon trend, un trend positivo, e rispettando gli obiettivi che ci eravamo prefissati a inizio stagione. Quest'anno si alza un po' l'asticella. Cambiano un po' le regole fra i dilettanti, voi come pensate di affrontare questo cambiamento, questa sorta di rivoluzione? È una prova sì, per tutta la società, perché comunque il mondo dilettante si sta avvicinando sempre di più al mondo professionistico, anche nella gestione fuori dal campo, diciamo, oltre che nella gestione del campo, ma siamo pronti, insomma. Montorio ha una struttura e una società alle spalle che può affrontare qualsiasi tipo di sfida. Lo staff dirigenziale è rimasto praticamente lo stesso, siete soddisfatti? Sì, siamo soddisfatti, siamo molto uniti tra di noi, discutiamo, ci scontriamo, insomma, cerchiamo il dialogo soprattutto, e da questo dialogo insomma, speriamo che nascano delle buone idee e nasca una stagione altrettanto positiva come quella dello scorso anno. Buonasera. Benvenuti a Montenigo, buonasera. Grazie. Direttore, nuova stagione, ci sono dei nuovi innesti, che cosa ci puoi raccontare? Allora, abbiamo fatto una squadra seguendo le indicazioni del mister, per cui alla base era quello, lui ci ha chiesto determinate situazioni e sono andato alla ricerca dei giocatori con le caratteristiche che lui chiedeva, e abbiamo completato l'organico seguendo praticamente una sua linea di visione di gioco, per cui diciamo che gli obiettivi sono stati tutti quanti raggiunti, quelli che avevamo in mente, li abbiamo fatti tutti quanti, per cui la squadra è completa. Forse arriva qualcosina anche in corso d'opera, per questo lo stiamo valutando, però diciamo che tutto quello che ha chiesto il mister è stato assecondato e con le caratteristiche che voleva lui, per cui siamo soddisfatti. Tra l'altro il suo avvento alla guida della squadra ha portato ottimi risultati e anche entusiasmo, quindi diciamo la vostra linea è quella giusta, quella di seguire le indicazioni del mister. Assolutamente, e ti dirò di più, dobbiamo cambiare anche un po' la visione, nel senso che mentre l'anno scorso in corso d'opera è arrivato, ha dimostrato di far bene, perché abbiamo fatto tanti punti come fossimo arrivati terzi o quarti in classifica, perché vuol dire che si è creata l'alchimia giusta nello spogliatoio, e adesso bisogna essere ambiziosi, per cui l'ambizione deve far scattare quella molla in più sia da parte dello staff
che da parte dei giocatori. Insomma, non dobbiamo essere timorosi, ma l'ambizione è una fonte anche di gioia a volte, no? Ci saranno sicuramente anche dei giovani da inserire per poter continuare quello che è un percorso che vi contraddistingue già da tempo. Guarda, allora l'anno scorso siamo arrivati primi nella graduatoria regionale come squadra, per cui questo sicuramente è un grandissimo obiettivo raggiunto che ci dà grandissima gioia. Non bisogna fermarsi, bisogna lavorare, i giovani sono il futuro, i giovani sono l'alchimia che ti dà sempre qualcosa in più dal punto di vista di entusiasmo e bisogna credere nei giovani. Io sono convinto che i giovani sono il futuro. Buonasera, benvenuti a Montenigo. Buonasera. Buonasera. Un'energia che viene data anche dagli sponsor, in questo caso Parolini è il main sponsor del Montorio. È una grande soddisfazione anche per voi essere partner di una società che si sta distinguendo qui a Verona. Certo, sì, allora Lorenzo Peroni, presidente, ci ha dato questa grande opportunità di far parte di un progetto di crescita di questa associazione sportiva che è appunto il Montorio. Noi abbiamo sposato i suoi principi, le sue idee e quindi da tanti anni è nata questa partnership che è cresciuta, come è cresciuta anche la società Montorio con tantissimi obiettivi e risultati conseguiti e speriamo che ne conseguirà anche tanti altri e noi come famiglia Parolini siamo pronti anche per i prossimi anni a dare un nostro contributo. Siamo qui a Tenuta Montenigo, quindi un'azienda che fa parte del tessuto produttivo veneto. Quali sono i vostri obiettivi rilanciati nel futuro? Anche si parla tanto di PNRR, voi come siete proiettati? Ma noi in questo periodo stiamo guardando tanto, anche grazie ad alcuni bandi del PNRR, alla parte della sostenibilità, che ormai è un concetto che deve far parte della comunità, delle aziende, del tessuto produttivo, quindi bisogna cercare di aumentare la produzione in maniera sostenibile e questa cosa appunto della sostenibilità c'è anche la parte sociale che non deve essere dimenticata, perché tutti pensano sempre a quella ambientale e economica, ma ci vuole anche quella sociale, tra cui anche partecipare a progetti di sviluppo, in questo caso ad esempio anche col Montorio, che ha fatto una parte importantissima per la parte sportiva giovanile, insomma, che è una scuola calcio che dà una mano a tanti ragazzi a crescere nel settore del calcio, che secondo me è una cosa molto importante. Infatti il vostro intervento ha permesso di poter realizzare quella struttura che è diventata un fiore all'occhiello per la città. Sì, con un po' di orgoglio lo dico, abbiamo fatto appunto il nuovo campo sportivo, un impianto molto importante, all'avanguardia, abbiamo collaborato con realtà internazionali che hanno fatto anche campi da calcio di squadre che militano in Serie A, che militano anche nella Premier League, nel campionato spagnolo e siamo riusciti a portare anche queste realtà, sempre anche tramite l'aiuto del Presidente e delle sue conoscenze, a Montorio e a Verona con un impianto veramente all'avanguardia.